microfonati, quindi buonasera a tutti. Grazie di esserci. Eccoci qua. Dunque, abbiamo il piacere questa sera, come avete sentito, di avere la presenza di Marco Lodoli in una veste che è estremamente golosa e gustosa per chi come me è insegnante. Quindi questa sera abbiamo già un po' concordato che dialogheremo, ovviamente lasciando la voce primaria a Marco Lodoli, proprio partendo da un punto di vista di colleghi, docenti colleghi, e credo che la curiosità della platea sia rivolta a questo aspetto, che però, come emergerà immagino nel corso di questa chiacchierata e di questa presentazione da parte di Marco Lodoli, emergerà anche la stretta connessione tra la figura dell'insegnante e la figura dello scrittore, dell'intellettuale, che si è nutrita, che si nutre dell'aspetto professionale. Io direi che possiamo cominciare. Abbiamo anche concordato di darci del tu per non il vino, proprio l'aspetto che mi ha fatto molto piacere, devo dire la verità, di condividere il punto di vista dell'esperienza professionale. Io partirei da una questione che ho posto anche prima, cioè la tua esperienza scolastica che ormai è particolarmente estesa nel tempo, no? E in qualche misura ci puoi rapidamente raccontare un po' la tua carriera professionale, perché ha un segno importantissimo per quello che ci dirai, immagino. Sì, ho cominciato a insegnare molto giovane perché nel 1980 già insegnavo, io sono del 56, quindi ho 23-24 anni, in un istituto panificato Castelli Romani, un istituto agrario. Mi ricordo molto particolare perché era gestito da una specie di avventuriero che tornava dal Cile. Questa scuola era piena di, c'era, mi ricordo, un lupo siberiano in cortile, c'era piragna, maschere di piragna, un posto veramente romanzesco, insomma. A un certo punto c'era stato pure un piccolo alligatore nel bagno, insomma, un posto comunque interessante. E lì appunto è stato il mio primo contatto con questo mondo della scuola, che pensavo all'inizio, come forse succedeva all'epoca, avendo io questa vocazione un po' artistica, così insomma una specie di ripiego, comunque insomma un sostentamento economico per qualche anno. Invece poi direi che la faccenda mi ha preso, poi insomma come è successo a tanti di noi, di voi, ho fatto un esame. Mi ho detto, beh, domani ci hanno fatto presentare una domanda, all'epoca, ecco, ringraziamo il cielo, era tutto più facile rispetto adesso, no? Adesso ci stanno tirocini, precariato, insomma invece io mi hanno proprio assunto subito e mi hanno, praticamente da allora, tranne un primo anno di sempre Castelli Romani, ho insegnato sempre in queste borgate romane, tra Torre Maura, Torre Spaccata, Tor Bella Monaca, insomma luoghi che forse avete sentito qualche volta neanche nei telegiornali. E devo dire la verità che è stata un'esperienza che mi ha preso, insomma, cioè mi sono reso conto che poi nella vita nulla succede per caso, no? Cioè non è che poi alla fine uno vive la vita di un altro. Ecco, se ho fatto questo fino ad oggi è perché ho trovato evidentemente anche un piacere a farlo, insomma, cioè un senso di collocazione nel posto giusto, insomma, no? Tutto quello che è reale è razionale, tutto quello che è razionale è reale, dice Hegel, per cui se ho fatto questa cosa qui vuol dire che quel mondo dei ragazzi comunque mi è sempre piaciuto, no? Io ancora oggi, insomma, da allora, se penso a quanti, a parte quante lezioni ho fatto, eccetera, ma anche quante musica è passata, no, di ragazzi, quanto ho visto passare dai Take That fino a Sfera e Basta, insomma, cioè come è cambiato il mondo sotto gli occhi, però sempre in un modo interessante, perché poi il mondo degli adulti purtroppo a volte si pietrifica, no? Diventa un po' più sconsolato, risentito. Invece il mondo dei ragazzi, comunque anche con i loro difetti evidenti certe volte, comunque ha questa vitalità. E poi appunto, come diciamo prima, come scrittore mi ha tenuto sempre vicino all'origine, no? L'idea alla sorgente, alla ferita, non so come chiamarla, c'è quella cosa per cui non si irrigidisce nulla in un intellettualismo, in una supponenza, in una sicumera adulta, ma tutto viene sempre rimesso in gioco in questa dimensione un po' di spaesamento che poi è la cifra della mia letteratura e che si alimenta anche dalle conversazioni con questi ragazzi che continuano a essere, come sempre succede nel mondo dell'adolescenza, così ancora
tutti da fare, insomma, no? Non hanno quella rigidità che a volte invece c'è nel mondo adulto. Per cui vedete questo aspetto anche così di nutrimento esistenziale penso che mi è stato utile e tutti gli insegnanti lo conoscono bene, no? Perché, una sollecitazione. Sì, sollecitazione, stare vicino all'adolescenza. No? Cioè un altro giorno sentivo una canzone di Lucio Centrale Elettrica, che è un cantautore molto bravo, dice che cos'è l'adolescenza, che cosa doveva essere, forse una tremenda corsa in ciao sotto la pioggia verso casa di qualcuno. Ecco, questa cosa come la sento vera, no? Cioè, qualcuno invidia ancora gli adolescenti a volte ancora questa corsa in motorino sotto la pioggia verso casa di qualcuno. Ecco, l'adolescenza è questa cosa qui, no? Questa intensità emotiva, però anche così un po' smarrita, insomma, non nello stesso tempo. Non pensi che ci sia però il rischio che forse noi come insegnanti corriamo quello di rimanere un po' eternamente adolescenti? Cioè c'è questa forza, questa vitalità, ma forse non matureremo mai? No, ma questo è vero, non matureremo mai, perché questo, quando io vedo, ho conosciuto anche appunto centinaia e centinaia di insegnanti, ed è vero che gli insegnanti non sono proprio come gli altri adulti, no? Sono come dei ragazzi vecchi. Questa è un po'... una vena di follia, se vogliamo. Cioè, comunque il fatto che tu alle 11 te mangi sta pizzetta insieme ai ragazzi, no? C'è qualche cosa che... Infatti quando i miei parenti, insomma anche gli amici, vedo, li percepisco, gli insegnanti in qualche modo somigliano un po' al mondo degli artisti, ecco, perché anche lì c'è una specie di vocazione verso... una tensione verso l'assoluto, ma anche una certa goffaggine, no? Insomma, gli insegnanti non sono mai disinvolti, hanno sempre un qualche cosa di irrisolto, che però è la loro bellezza, no? Perché poi quando le cose si risolvono definitivamente rigor mortis poi alla fine, no? Quindi, siamo arrivati al capolinea. Al capolinea. Invece io mi sembra di parlare appunto con gli insegnanti che arrivano nuovi, 30, 40, 50, tutte le età, però riconosco c'è questo tratto di un'adultità perennemente contaminata dall'adolescenza, ecco. Per questo tutto sommato è ancora gente simpatica, ecco. Gli insegnanti sono... c'è di peggio, insomma. Bisognerebbe sentire gli studenti, che comunque... Senti, rimanendo sempre su questo tema, c'è però anche l'altro versante, no? Prima ne parlavamo così, l'abbiamo sfiorato, il fatto che come categoria professionale abbiamo un'altissima percentuale di insegnanti bruciati. Tra l'altro tu l'hai anche toccato, sì, questo tema. No, io lo capisco, sì, perché c'è, chiaramente io poi insegno in appunto, ho un mondo di studenti che fanno di tutto perché questa combustione psichica avvenga, insomma, perché tu gli dici stai seduto e quello sta in piedi, hai portato 30 ragazzi, hanno il libro in 2, avete fatto qualche compito? 0. Cioè, insomma, c'è una specie di... insomma, soprattutto in questi quartieri, immagino che qui sia tutto diverso, però in questi quartieri la scuola è una via di mezzo tra un'istituzione che insegna e una specie di centro d'accoglienza, insomma. Per cui prima di bocciare uno, io per esempio insegno ai professionali, ai tecnici, io ma questo insomma, lo bocci, dove va a finire? No? Questo, no? Poi vedi le famiglie, tutte situazioni, oramai c'è una specie di criticità e di devastazione sociale che è molto cambiata rispetto a 35-40 anni fa, no? In cui venivano queste famiglie magari modeste, ma le sentivi unite, compatte, granitiche, no? Che investivano su questo figlio, avevano anche delle aspettative, forse facevano anche dei sacrifici. Adesso vedi il padre che arriva, che c'ha un drago tatuato qui, cioè, i capelli mezzi gialli, mezzi rossi, parla dicendo parolacce, insomma, voglio dire, ti devi rapportare a un mondo che è cambiato, ormai c'è una specie di sbriciolamento sociale che lì in periferia si avverte molto, no? Quell'idea che una volta uno diceva un po' forse da libro cuore, non lo so, però insomma di queste grandi appunto compattezze familiari, insomma, anche le aspettative sociali, con le aspettative sociali sui figli, anche l'idea che magari non hanno mai letto un libro in vita loro, però capivano che la cultura forse avrebbe voluto far vivere meglio il figlio e forse anche rendergli la vita più facile, guadagnare meglio, trovare una posizione sociale migliore. Invece adesso ho l'impressione che insomma queste
periferie che oramai sono una categoria dello spirito, no? Cioè perché la periferia di Roma non è che si rapporta al centro di Roma, ma si rapporta alla periferia di Londra, di Berlino, di Parigi, le periferie del mondo, oramai sono una categoria abbastanza affine, insomma, che si riconosce, è un modo di stare che sta lì tra l'illegalità, la tossicodipendenza, lo sfascio familiare, la strada, insomma, è più difficile di prima. Ecco, non ti pare che ci sia una contraddizione a questo proposito? Perché negli ultimi anni, vuol dire 20 anni, perlomeno, si insiste sul fatto che la scuola non è più l'unica agenzia formativa, no? C'è questo elemento, questo referente salta fuori e quindi in qualche modo deresponsabilizza noi insegnanti la scuola, però in queste realtà, che poi non sono così, cioè possono essere estreme come nel caso di Roma, ma bene o male anche noi abbiamo un territorio che è di periferia per qualche verso. Non ti pare che ci sia una contraddizione? Trovo questo, cioè, è vero questo fatto che la scuola non è più l'unico appunto fonte di conoscenza e di formazione, ma non lo era neanche prima. Secondo me il problema più grosso infatti è proprio questo, no? Certe volte, adesso l'altro giorno mi hanno chiamato dall'ENI, c'erano dei soldi dall'ENI, non mi ricordo uno dei due, che erano soldi da investire nella scuola per i soliti progetti, no? Allora facciamogli fare teatro, facciamogli fare la sala musica, cose che a mia scuola vengono prodotte oramai a iosa, no? Queste cose. Coinvolgiamoli in un corso di chitarra, insomma, le solite cose. Però ho l'impressione che la vera questione è questa, soprattutto io l'ho capita, cioè quando io andavo a scuola mi annoiavo, no? Come tutti al mondo un po' ci si annoia a scuola e ti insegnavano quelle cose che continuiamo a insegnare oggi, Leopardi, Manzoni, Pascoli, Hegel o le equazioni di secondo grado. Fuori dalla scuola, cioè come dire, nell'educazione di un ragazzo c'è una pedagogia scolastica e una pedagogia sociale. La pedagogia sociale che stava fuori quando io ero giovane era stimolantissima. No, io ho visto tutto il cinema italiano senza che non esistevano manco le videocassette, nelle sale parrocchiali, nei cineclub, nei cinema di sé, eccetera. C'ho amici che mi giravano i libri, sentivamo della musica pazzesca per complessità e per capacità, insomma, di farti aprire finestre, eccetera. Quindi c'era la scuola che è sempre quella che ti dava un po' di ordine, di disciplina, di rigore, e anche una percentuale di tedio e di sbadigli. Però fuori c'era il ragazzo, veniva formato da qualche cosa che lo sollecitava moltissimo. Ecco, invece oggi ho l'impressione che, e quindi in qualche modo tutte e due, la pedagogia sociale e la pedagogia scolastica, comunque andavano nella direzione puntavano alto, c'era un'idea di affermazione di sé attraverso la conoscenza, no? Conoscenze di diverso tipo e di diversa natura. Oggi tra il mondo della scuola e il mondo esterno, in mezzo c'è un baratro incolmabile, che non basta il progetto di chitarra o il teatro per riempire, cioè quello che viene oramai da più di 20 anni, forse anche di più, suggerito cioè, come dire, il brodo in cui il ragazzo affonda e respira è terrificante. Cioè, in questo senso la scuola poi è come se la scuola fosse un pattino, una gondoletta e fuori c'è la porta aerei. Il sistema di valori, il sistema di formazione mentale che il mondo esterno propone al ragazzo è infinitamente più seducente e devastante di quello della scuola. E lì in mezzo, e lì quando dico alla fine la cultura umanistica, intendo semplicemente dire, poi normalmente io continuo a leggere i classici, c'è qualche ragazzo forse che lo fa, ma oramai la pedagogia sociale dice tutt'altre cose. A me proprio mi sorprende, no? Quando io ero ragazzo, comunque, che ne so, sentivo A Love Supreme di John Coltrane, i King Crimson, cioè mondi che ti obbligavano ad andare verso quasi una spiritualità addirittura, o verso la giustizia politica, o verso il grande amore. Oggi io, che ho dei figli adolescenti e ero ormai diventato un esperto di rap contemporaneo, anzi della trap, come si dice oggi,
Ma i valori valori è una parola anche esagerata, ma insomma il messaggio che questi che vengono veicolati sono essenzialmente soldi, le donne beach, no, per la parola chiave, e spaccio, no? Cioè se uno volesse fare il film di Natale con l'avvocato corrotto del quartiere Pariolico fatto da Christian De Sica, che ne so, che ha le donne un po' zoccole, un po' di cocaina e punta a fare i soldi in modo losco, ecco, lo stesso sistema di valori ormai lo ritroviamo in un ragazzo di 16 anni. E questa è la cosa che mi sconvolge. Non c'è una cultura, è scomparsa una cultura alternativa. Oramai l'idea della affermazione violenta di sé prevale in un modo che la scuola fa fatica ad arginare, fa fatica. Io vedevo, mi colpiva l'altro giorno, noi stiamo facendo per dire in classe un po' Dante, il Medioevo, allora gli ho fatto vedere il settimo sigillo, no? Di Bergman. Cioè, già il fatto che fosse in bianco e nero, 3/4 dei noi li hai massacrati, no? Perché il bianco e nero per loro corrisponde all'idea del passato, no? Il passato è una cosa su cui sputare sopra ogni momento. Ma oggi per completare il dittico gli ho fatto vedere Brancaleone, ma non capivano una parola, gli infastidivano, cioè qualsiasi cosa che non arrivi subito, veramente facilmente. Ecco, questo è quello che ho scritto già tanti anni fa. Cioè, il problema è che la complessità è impegnativa, però diciamo, come dire, confrontarsi con la complessità ti costringe a crescere, no? Perché la complessità può essere Dante, ma può essere anche come nelle scuole russe, gli scacchi, insomma, no? Invece oggi tutto va nella direzione di questa facilità, per cui che temo che produca dei danni quasi a livello neurologico, al di là del lato proprio dei valori, della coscienza, della formazione dell'io, ma proprio se uno non si confronta con qualche cosa che sta più su di lui, ma tutto ti viene incontro, tutto ti asseconda, addirittura tutto si inclina verso il basso, non si sta facendo un favore a nessuno, ecco. Infatti a un certo punto hai anche usato l'espressione molto forte, secondo me, di regressione psichiatrica nel definire i ragazzi di oggi, no? Beh sì, voglio dire, nel paese, appunto, come lo diciamo anche poco fa, ho l'impressione che da un certo momento in poi c'è stato un po' un declino culturale, questo lo dicono proprio un po' i fatti, poi naturalmente con tante eccezioni, perché noi comunque è un paese che continua a produrre Sorrentino, Garrone, ci sono degli scrittori bravi, ci sono dei musicisti bravi, questo è vero, però è come se, sì, insomma, che appunto quello che temo è che, ripeto, ci sono delle elite, vedo dei ragazzi in gambissima che a 17 anni parlano 3 lingue, sanno usare benissimo i computer, sono bravi in matematica, cioè, per cui continua il paese a esprimere quella genialità italiana che è come dire, un tratto distintivo del nostro paese. Però ho l'impressione che nelle classi più povere, proprio lì dove io insegno, dove ci sarebbe più bisogno di far partire una trasformazione, ecco, lì invece il piano si è inclinato, no? Giorno dopo giorno. E c'è anche questo fatto, per cui, che anche lì l'avevo scritto in quell'articolo sulla vita bassa, cioè questi ragazzi si sentono già dall'inizio dalla parte dei perdenti, cioè non pensano, partono sconfitti in un mondo in cui il modello di base, diciamo, nella nostra società è la società dello spettacolo, in cui uno sta sul palco e gli altri col telefonino a fare le foto, loro stanno col telefonino a fare le foto, non pensano nemmeno di avere la possibilità di poter riscattare la loro esistenza. È come se oramai i compartimenti stagni si fossero chiusi per sempre, c'è della gente che avrà una vita soltanto come dire, da guardone, no? Da voyeur, da chi batte le mani, ma non da protagonista, il che non vuol dire che devi diventare Lady Gaga, ma che avere anche scritto il bar da Mario, capito? Cioè qualche cosa che ti renda protagonista della tua esistenza. Ti affermi, che riesci a far emergere la tua personalità. Vi vedo molto in questo senso, poi naturalmente l'età dell'adolescenza, poi sappiamo bene perché insegna, qui ci sono delle, insomma,
trasformazioni rapide, poi magari li rivedi a 22 anni, sono un po' cambiati, però un po' per come sono loro oggi, un po' per com'è la società, no? Per esempio, a me mi colpisce, non so, quando come accendi la televisione, no? Io come accendo la televisione vedo sempre la stessa scena ormai, solo uno di voi due ce la farà. No? C'è uno che ha uno strudel, l'altro una sbrisolata, no? Oppure uno ha cantato, oppure uno ha dipinto una vespa, c'è di tutto, però la frase è sempre questa, solo uno di voi. Con gravità proprio. Con gravità, ma con un senso di solenne allarme. E ecco, perché viviamo in una società che un po' è così, no? Insomma, questi spettacoli nascono dalla come dire, il zeitgeist, no? Lo spirito del tempo è questo, siamo in un liberismo, come dire, turbocapitalismo, così dicendo, per cui qualcuno ce la fa, ma molti altri ritornano con la loro sbrisolata a casa e se la danno in faccia, insomma, per tutta la vita. E alcuni non sentono nemmeno la portano il loro dolce a essere giudicato, si sentono già in partenza nel regno degli sconfitti. Senti, ma allora, per usare ancora un linguaggio che è tipico della dimensione scolastica attuale, e quando noi forniamo ai ragazzi competenze, li mettiamo veramente in grado di affrontare questo mondo? No, no, quello appunto è un po'... Il pastore errante, diciamo. No, è chiaro che cioè io dunque mi ricordo sempre, c'ho avuto 20 anni, 21, non so quant'è, ho detto io devo fare lo scrittore, no? E allora presi questo corridoio di casa, arrivai nello studio di mio padre che faceva l'ingegnere ma scriveva qualche articolo ogni tanto, c'era una macchina da scrivere, ancora me la ricordo, una Remington bianca, la presi, la portai in camera, misi il foglio perché all'epoca c'era ancora tutto e scrissi la prima frase della mia vita da scrittore, che direi che è rimasta, come dire, lo stemma di tutta, cioè, io mi chiamo Tommaso e non so fare niente, questa è la prima cosa che ho scritto nella mia vita. E quindi questa cosa delle competenze un po' mi mette, perché mi chiedo, ma io che competenza ho? Voglio dire, sì, ho scritto un po' di libri, sto tutti i giorni a scuola, ce la metto tutta, studio, però appunto leggersi un libro sul romanticismo filosofico tedesco, sui pittori preraffaelliti o su la poesia ermetica del Novecento, mi dà delle competenze, in questo senso appunto qui stiamo parlando di cultura, poi è chiaro che se devo invece diventare un elettricista, proprio mi ha colpito, ogni tanto appunto io sono empirico in questo senso, imparo da quello che vedo. Quest'estate ho fatto gli esami di maturità al Galileo Galilei, una scuola di Roma fantastica, un tecnico, ha dei laboratori in cui dentro ci sono degli aerei, ti posso dire soltanto questo, e la scuola fatta da Mastroianni e Lucio Battisti, però sono gente, dunque gli esami di italiano e storia, io facevo italiano e storia, non sapevo niente, no? Ma proprio niente, cioè non riuscivo a mettere insieme due parole, poi alla fine vabbè gli metti, devono andare avanti, non sai tu. Poi dice, però adesso passiamo a robotica e c'erano dei ragazzi che tirano fuori dei robot che spostavano le cose, prendevano, ammucchiavano, dei robottini, dei bracci meccanici, per cui ho detto, per questo parlo di cultura umanistica, cioè c'è forse un'altra cultura tecnica, scientifica, che loro sentono più vicina, no? Io mi rendo, già da anni fa ho scritto questo articolo, mi aveva colpito questo fatto, no? Quelle spie linguistiche, no? Io sono nato in una generazione in cui mi sorprendeva che tutti dicevano cioè, no? Tutti dicevano una cosa, poi dice cioè, te la rispiegano peggio, capite meno, poi al terzo cioè non capivi più niente, e però sarà chiacchierato molto. Invece i ragazzi questi neroni dicono sempre praticamente. No? Allora praticamente Romeo e Giulietta, cioè, ma che c'è di pratico? Dico, cioè, praticamente l'infinito di Leopardi, dico, cioè, loro hanno bisogno, in questo poi sono delle vite importanti, sono anche come le nostre, meglio delle nostre, hanno tutta la vita davanti, capire dei segnali. Mi rendo conto che quella specie di ebbrezza teorica che per me è stata meravigliosa, no? Io ho passato, allora non dice niente. A loro non dice niente, a loro dice pochissimo. Io proprio mi beavo di leggere appunto i filosofi, i poeti, meno ci capivo più mi piaceva, no? Invece loro a un certo punto devi tradurgli tutto questo in una mappa concettuale, in uno schemino, praticamente in qualche cosa che si possa spendere subito. Facilmente, quindi la facilità, la praticità, però sono trasformazioni antropologiche, diciamo, poi io non è che le condanno, a volte mi dispiace perché penso
ma com'è possibile che tutta una storia dell'umanità che ha prodotto tanta bellezza, tanta intelligenza, tanta profondità venga accantonata? Beh, è una responsabilità che abbiamo in qualche misura. Siamo riusciti a fargliela piacere forse. Certo, ma secondo te questo ovviamente ha una conseguenza, credo, cioè di una responsabilità che l'insegnante ha. E questo, insomma, da questo punto di vista, io so che appunto tu hai anche affermato in più occasioni che in fin dei conti nell'agire dell'insegnante l'elemento del giorno per giorno, della quotidianità, dell'essere lì ed essere pronto anche ad ascoltare questi ragazzi che hanno una dimensione sociale diversa, culturale diversa, anagrafica diversa. È fondamentale, quello per me è importante, insomma, difatti poi vedo che la pedagogia cambia, ti chiedono un sacco di carte, io me le faccio fare da voi, cioè non capisco niente, però sto tutti i giorni lì, non manco mai. Certo, bisogna creare un'empatia, bisogna creare un ascolto con questi ragazzi. Questo è meglio, no? Perché quando io andavo alle elementari mi chiamavano Lodoli, mi mettevo i voti. Adesso purtroppo sono tutti in questi quartieri, c'è bisogno di... Ti rendi conto che loro si appoggiano a te, no? Ti chiedono qualche cosa perché evidentemente non ce l'hanno a casa, non hanno delle figure di riferimento. E allora qual è l'aspetto importante per me? Cioè, più delle competenze, no? Adesso faccio un discorso forse anche esagerato, però l'insegnante deve diventare un maestro, no? Per essere un maestro, no? Come era Gesù o Buddha o chi per lui, cioè, non è che tu devi dirgli delle cose, tu devi essere qualcosa. Cioè, io non è che mi reputo uno che ha letto tutto di Carducci, di Pascoli, di Focazzaro, però posso dire ai ragazzi tutti i giorni, venendo lì con il CD, il libro, il giornale, parlandogli della cosa che ho visto ieri, che la cultura, quella cosa che soltanto a dire uno insomma trema di paura, non è una cosa noiosa. Cioè loro devono rendersi conto che rispetto a delle figure inebetite che magari hanno davanti, il professore che gli dimostra con la sua vita, no? Io arrivo lì con sta vespa, mi tolgo il casco, entro in classe, c'ho tutta questa roba, che questa roba a me mi ha fatto bene, cioè, mi ha dato un'energia, una capacità di accostarmi alla vita, di amare la vita, di cercare di decifrarla e di aggiungere qualche cosa che non ha niente a che fare con... Non si sente? Io ho parlato in vano. Per quello che cala il silenzio. No, perché io sono uno così. Mi muovo. No, appunto, ecco, dimostrare che appunto il libro, il film dell'Archibugi, il libro di Serra, Gli Sdraiati, no? Sì. Anche se poi ho scoperto che in dei poeti greci, dei lirici greci, c'era, adesso non mi ricordo chi, che dice a un adulto, dice: ragazzo dai, alzati, cioè, vuol dire, evidentemente c'è nella fase dell'adolescenza un momento in cui bisogna un po' sdraiarsi. Bisogna vederlo da quel punto di vista. Orizzontale, però insomma, ecco, comunicare ai ragazzi che questa cosa che stiamo facendo, questi discorsi culturali che vanno appunto da Eraclito a Michelangelo, a Fellini, non è che stiamo parlando di una cosa su cui bisogna poi essere per forza interrogati, riempire delle crocette, prendere dei voti, è una, come dire, è biada, è fieno, è acqua, è cibo per la mente, insomma, no? E per me guai se non fosse stato così, cioè io rispetto appunto anch'io al sedicenne un po' disagiato che ero, la cultura per me ha avuto una funzione di straordinaria apertura mentale e ancora continua ad avercela. Quindi tu non sei stato uno scolaro, uno studente esemplare, modello, andavo una bene. promessa della letteratura. No, però mi ricordo che a un certo punto il mio professore mi disse: Lode, ma io non ho mai avuto uno studente che scrive bene come te, no? Questo anche, ho capito che proprio il discorso un po' dei talenti, insomma, cioè, bisognava puntare sulla cosa che mi era stata data, insomma, no? A volte, ecco, l'impressione è che adesso di nuovo siamo tornati a un tipo di scuola molto numerica, molto in qualche modo questi licei per esempio sono severissimi, no? Insomma, almeno a Roma, appunto, la differenza, quindi certe volte vado a parlare con gli insegnanti dei miei figli,
No, io lì a scuola in periferia promuovo tutti, perché insomma sento che questi sono già stati massacrati dalla vita e poi sono scuole professionali, tecniche, io gli devo dare quel di più di cultura, insomma, e se non ce la faccio è colpa mia. Invece lì nelle scuole d'élite, diciamo, c'è una inflessibilità spaventosa, insomma, no? Per cui vengono questi, dice, suo figlio ha 4,372 di media, no? E tu praticamente? E io praticamente dico, vabbè, ma che c'entra, aiutiamolo, no? No, voglio dire, c'è una specie oramai di severità, no, glielo dimostro, ma come 400? Eh sì, perché guarda, la risposta dice 9 domande su 33 domande, facciamo la media, la sottrazione, la moltiplicazione, moltiplichiamo per l'algoritmo, vediamo, track, e purtroppo questa è la tendenza che è tipica della cultura anglosassone, lì funziona, no? Proprio io ho anche dei nipoti che studiano in Inghilterra, non fanno niente, non capiscono niente, però poi alla fine vedete, riescono a specializzarli in qualche cosa, mentre noi abbiamo più un'idea di una cultura a largo raggio, forse ci disperdiamo, però non è che le scuole all'estero sono tanto meglio in questo senso. Immagino di no, per quello che sono le esperienze che abbiamo con gli scambi culturali, no, certo, spesso ci mettono di fronte a realtà che sono di livello diverso. Senti, un altro aspetto che caratterizza la nostra professione in questi ultimi anni è il rapporto con le tecnologie. Tu hai la IN, sì. No, hai certo. computer, proponi tutti i corsi e attività, o qual è il tuo rapporto? No, io in realtà appunto anche qui insomma è chiaro, a volte ho l'impressione, no? C'è veramente, come si dice, 30 avanti Cristo, 50 dopo Cristo, lo smartphone ha segnato proprio la divisione del tempo, cioè ormai sa quelli prima dello smartphone e quelli dopo, cioè vedere, c'è poco da fare, questi ragazzi hanno è un gorgo che li tira, che li prende, come quante volte in atto tu c'hanno questo telefonino in mano, lo sappiamo, no? È una dannazione che, ripeto, che potrebbe avere delle valenze positive, perché io pure uso moltissimo, appunto dicevo prima, mi metto a casa la sera sull'iPad e magari mi sento il secondo movimento della quarta sinfonia di Tchaikovsky perché c'è quel motivo che mi piace, per cui c'è veramente di tutto, oppure un figlio sta facendo matematica, io ripasso, non so bene una regola, la trovo su, cioè, c'è di tutto veramente su internet, io credo che sia veramente, appunto, pensi a quel bambino del Bangladesh che ha un telefonino e può accedere alle biblioteche dell'universo, insomma, no? Però certo è anche vero che così come lo usano i nostri ragazzi invece mi fa un po' paura, insomma, perché c'ha una collosità, c'è qualche cosa di tossico, insomma, no? C'è qualche cosa e poi vedi che i ragazzi lo percepiscono quasi soltanto in una dimensione ludica, ecco, so, quello che le potenzialità che ha internet sono infinite, insomma, io stesso quando faccio articoli, ricerche, se devo ritrovare una citazione, insomma, è comodo, c'è poco da fare. Wikipedia io trovo che sia, io a casa c'avevo, mi ricordo ancora mio padre gli aveva comprato la Treccani, soltanto per tirare fuori questi volumi, boom, era scritto piccolo, insomma non era tanto attraente, insomma. Invece certo Wikipedia lo trovo, anche se pure lì apro e chiudo ancora una parentesi, a un certo punto mi ha segnato, dice, ma hai visto a te che ti hanno scritto su, perché io ho una piccola voce su Wikipedia, Marco Lodo di Wikipedia, Presidente della Repubblica di San Marino, istruttore privato di lingua italiana del Papa, dicevano, e di non so quale altro personaggio, modello di intimo, ha un reddito personale di 2 milioni di euro al mese, sballatito. Hai scoperto di avere 1000 identità. No, una cosa assurda, infatti ho detto tenetelo, non che è più divertente così rispetto a scuola, a scrivere libri, una vita piatta, insomma. Quindi, bisogna stare attenti anche a queste cose. Quindi il discernimento, sì. Cioè la cultura non come possibilità di accedere facilmente e accumulare, quanto cultura anche come capacità di capire. Però certo, per dirti, la LIM in classe io trovo che sia una grande conquista, cioè, soprattutto noi che facciamo italiano e storia, no? Uno mi fa il fascismo, tac, becchi la puntata sulla marcia su Roma, vedono, loro hanno bisogno anche un po' di vedere, sono un po' lontani da quel mondo delle parole che per me invece mi arriva di più rispetto a quello delle immagini.
Però insomma ecco, oppure appunto gli dice facciamo il Medioevo, gli fa vedere il settimo sigillo, quello gioca a scacchi con la morte, i saltimbanchi, la peste, insomma improvvisamente c'è una chance in più da giocarsi, insomma, per cui credo che lì ci sia un passo avanti, però appunto la scuola deve insegnare ai ragazzi cosa c'è là dentro, perché loro il più delle volte mi sembra che siano tutto il giorno a sentire appunto musica rap oppure giochetti di vario genere, no? Ma ha colpito, sono andato a Londra quest'estate con i miei figli, vendevano delle magliette che io manco me ne ero accorto di questa cosa, ma tante, come a Roma la maglietta, non so, della Roma o dei Totti, lì c'è la maglietta che c'è scritto, scusate, Sleep, Eat, Fortnite, come si chiama quel gioco? C'è un gioco che si chiama Repeat, cioè la vita del ragazzo è questo, mangia, dormi, gioca a Fortnite, ricomincia. E quindi queste magliette ne ho viste centinaia in giro, tu appesa a tutti i negozietti di souvenir, cioè voglio dire, ci sono effettivamente delle spirali che lo dico con preoccupazione perché prendono anche i miei figli, tanto i miei figli dice vabbè posso giocare un po' a PlayStation e gioca, dopo 4 ore sta ancora lì, fa un po' impressione, no? E il rischio è che non si perda proprio la libido per il mondo, no? Per l'esistenza, per la conoscenza, in fondo è come se fossi un cane in cui ti mettono nella ciotola tutti i giorni qualche cosa da mangiare e hai perso quell'istinto di andartelo a cercare da solo, insomma. Ammaestrato quindi. Sì. Quello secondo me è così, è qualche cosa che temo che nel giro io mi ricordo ancora una volta, appunto 15 anni fa una ragazza mi disse ma sti libri, no? Sti libri, ma io avevo 14 anni, ancora me la ricordo, e mi disse ma è una cosa passata, cioè non voleva dire i libri vecchi, la cultura, ma lei intendeva proprio l'oggetto, cioè lei non hanno più senso questi libri, cioè è una cosa che io appunto quando vado dal giornalaio io mi sveglio tutte le mattine alle 6:10, alle 6:05 aiuto il giornalaio a scaricare il giornale, alle 6:15 sto al bar delle sorelle sotto casa mia e mi leggo il giornale e mi bevo un caffè. Ma la signora dell'edicola mi dice che non c'è uno che compra il giornale under 30 da 10 anni a sta parte. Cioè sono mondi che oramai, quelli su cui noi abbiamo investito, abbiamo pensato, certe volte mi chiedo, no? Io che ho letto Guerra e Pace, Karamazov, Ricerca del tempo perduto, tra i 17 e i 27 anni più o meno, come età, ma quanti in questa fascia d'età, in questo preciso momento stanno leggendo i Karamazov in Italia? Forse nessuno, forse uno, chi lo sa, cioè però voglio dire, è un mondo che è completamente cambiato, cioè i miei amici che poi dopo hanno fatto il dentista, l'avvocato, l'elettrauto, leggevano e guardavano le stesse cose che facevo io, insomma. Adesso invece ho l'impressione che c'è un disamoramento verso la cultura, ripeto, ogni epoca si trasforma, cambia, bla bla. Però quando i miei alunni non sanno chi è Charlie Chaplin, no? Io non è che non sanno chi è Immanuel Kant, ma Charlie Chaplin, non sanno chi è Bob Dylan, non sanno chi sono i Beatles, quindi non stiamo parlando di cose noiose. Il deposito di Paperon de Paperoni, no? Non sanno chi è Paperon de Paperoni, mentre io so chi è Zero Calcare, so chi è Gibi, insomma voglio dire, io continuo a leggere fumetti, a sentire la loro musica, cioè fino al giorno che morirò continuerò a fare queste cose perché mi piace, insomma, però mi sorprende appunto come, perché anche qui come diciamo prima solo uno di voi passerà, c'è come dire l'agonismo sociale tra vincitori e vinti, no? Così ho l'impressione che la dimenticanza totale del passato, cioè l'indifferenza totale del passato, non è soltanto un fatto culturale, è proprio un fatto che corrisponde alla struttura del mondo occidentale. Cioè il mondo occidentale ormai, scusate, si basa sul desiderio, no? Il motore di tutto è il desiderio. Desiderio di avere qualche cosa, cioè di possedere, il desiderio è ciò che manda avanti il consumismo, no? Ovviamente il capitalismo, il nostro mondo, anche il nostro mondo di libertà sessuali, però tutto si basa sul desiderio. Il desiderio è una di quelle cose che si può manipolare
e che ha una necessità fondamentale. Ciò che si oppone al desiderio, che lo rallenta, che lo offusca, che lo indebolisce, è il senso della riflessione, è l'idea del passato, è l'idea della... cioè il desiderio è qualcosa che è spinto, come dice il Wille di Schopenhauer, no? È qualcosa che tu devi, tu vuoi, come un bambino che perennemente vuole la cosa nuova, e questa tensione è proiettata sempre in avanti. Se tu gli dici guarda un attimo queste macerie romane, già quel desiderio si ferma per un attimo. Cioè, io credo che così come il nostro mondo si è confezionato e composto, non dico che ci sia il grande vecchio, che ci sia una volontà esplicita, però questa legge dominante, no? Come diceva Almodovar, no? La legge del desiderio, ma lì era un desiderio come liberazione ancora, no? Era il desiderio di Woodstock o dell'isola di White o di quello. Oggi invece è un desiderio consumistico che ha proprio sbaragliato il pensiero, perché il pensiero rallenta, non c'è niente da fare, il pensiero ti fa stare chiuso in una camera con un libretto, una chitarrina o a guardare dalla finestra. Invece deve essere qualcosa che è perennemente teso in avanti. Nel caso tuo, che appunto, come dicevi, è da 30 anni che lavori in queste scuole di periferia, poi hai visto davanti a te cambiare notevolmente la configurazione del gruppo classe. Adesso hai presenze massicce di ragazzi che vengono da culture e tradizioni altre. Quanto ha inciso questo anche nella tua... Questo è capito, mi ha colpito appunto sempre questi dell'Enel. L'altro giorno avevo chiesto a vari, c'era Cristian Raimo, la Mastro Cola, insomma un po' di scrittori, insegnanti, loro puntavano molto su questo aspetto, volevano investire dei soldi sui soliti progetti, insomma, che riguardassero un po' le discriminazioni sessuali, cioè un po' parlano di omosessualità, cose così. In questo appunto noi stavamo facendo una fotografia del paesaggio attuale. Per esempio, io a scuola ho Leonardo, che adesso è Eleonora, che ieri aveva la gonna, no? E che sta avendo un percorso di trasformazione da maschio a femmina. Oppure c'è un'altra ragazza che invece è chiaramente omosessuale, si bacia con la fidanzata, cioè. E tutto questo avviene con una nonchalance, con una disinvoltura, cioè i ragazzi in questo senso sono avanti. No? Quelle forme, anche lì, che sono ragazzi che poi magari dicono a quello sporco ebreo, negro di merda, però su tante cose invece oramai capisco che il mondo è così, questo è il mondo in cui stanno, per cui l'idea, e allora dicevo questa cosa tutti noi insegnanti che abbiamo scritto dei testi su cui ragionare, qualche appunto, eravamo tutti d'accordo a dire che il problema di questo tipo di discriminazioni non c'è, questi ragazzi sono tra di loro molto... sono scadute delle cose, ma altre reggono benissimo, il senso dell'amicizia, della solidarietà, dell'affetto tra coetanei è fortissimo, è ancora altri valori più intellettuali si sono un po' appassiti, ma quelli sentimentali si sono quasi accesi di più. Per cui io quando cominciavo a insegnare 35 anni fa, c'avevo un omosessuale in classe e dovevo difendere fisicamente dai compagni che gli volevano menare tutti i giorni, mentre adesso faccio colazione la signora Anna al baretto, con quello c'ha la gonna, pigliamo il caffè, parliamo del più e del meno e tutto va benissimo. Per cui per certe cose la scuola è anche veramente diciamo prima, è una finestra sul futuro. Certe cose stanno molto più... Per cui è vero che le cose sono molto cambiate. L'altra cosa in cui sono molto cambiate ovviamente è la composizione. Anche lì, nella nostra società c'è del razzismo? Un po' sì, probabilmente sì, forse meno di quanto si creda, ma nella scuola non c'è. Io questo, come non c'è discriminazione verso gli omosessuali, non c'è nessuna discriminazione verso la ragazza di colore, verso la musulmana. L'anno scorso io avevo Tanzina in classe, promossa alla fine con 100 alla maturità del Bangladesh, musulmana, una ragazza d'oro alla quale tutti volevano bene, insomma, voglio dire... E quindi certo è difficile, perché però ti rendi conto, ecco, anche questa cosa colpisce un po', che questi ragazzi vengono dalla Romania, dal Perù, dal Marocco, poco per volta perdono, vedi che no, sbiadisce la memoria appunto umanistica del loro passato, no? Che comunque forse poteva ancora
alimentarli, e tutti quanti un po' si amalgamano e si ritrovano un po' nella pozza dei consumi, insomma, cioè, come se il consumismo avesse una potenza proprio perché incide sugli aspetti primari dell'uomo, quello diciamo prima, proprio la volontà di potenza e del desiderio, che è più forte di tutto il resto e distrugge in fretta qualsiasi tipo di incomprensione. Per cui arrivi il primo anno in un primo superiore, c'è il ragazzino egiziano, quello rumeno e quello italiano, 14 anni, con le scarpe Nike, il cappelletto così, sento la stessa musica e andiamo verso questo livellamento, che da un lato, ripeto, fa perdere un po' le tradizioni, ma anche ai nostri ragazzi, no? Con i nostri ragazzi noi ti dico, ma voi conoscete un proverbio italiano? Una canzone popolare italiana? Niente. E così purtroppo neanche più il ragazzo marocchino, rumeno, peruviano. Quindi una perdita di identità. Abbastanza. Però c'è anche questo aspetto, dicevi prima, che comunque nell'abbassamento del livello culturale rimane però forte questa dimensione di solidarietà nei sentimenti e nelle emozioni. Però c'è anche da dire che questi ragazzi sono comunque invitati dalle tecnologie, se vogliamo dallo smartphone, a riflettersi su quello schermo e non guardarsi tanto in giro. Ho una mia impressione questa. Nell'intervallo a scuola da noi io vedo ragazzini che sono uno a fianco all'altro e ognuno si riflette nello schermo del proprio telefonino. Sì, è vero, è vero. L'altro giorno vedevo una che si truccava, non avevo capito che funzionava, una volta no, veniva la signora con lo specchietto, la cipria, invece adesso lo usano come anche specchietto. No, è chiaro, insomma, questo è vero, appunto, ripeto, le nuove tecnologie hanno cambiato il mondo, e secondo me uno può ancora, siamo curiosi, come dire, sono ancora qui, come diceva Vasco Rossi, no? Quindi siamo contenti di vedere come le cose vanno avanti. Certo, appunto, ecco, l'altra cosa che ho scritto tempo fa, è vero che c'è una specie di scadimento dell'elemento logico-razionale rispetto a quello emotivo-sentimentale. Anche quello un po', la nostra società funziona meglio per com'è. Cioè, questi sono ragazzi che sono formati guardando Uomini e Donne, Il Grande Fratello, crisi di pianto, io vedo anche in classe, no? Anche cose commoventi, crisi di pianto, abbracci, risate, amicizie, giuramenti, crolli nervosi, tutto su un piano emotivo. Il piano invece è un po', come dire, quel piacere di mettere insieme i pezzi e di comporre un puzzle, quello è molto scaduto invece. Cioè, mi sembra che questo può essere un rischio, perché cioè, il rischio qual è alla fine in definitiva? Che ci sia un mondo, come sembra che si vada delineando, dove ci sono delle elite che sono internazionali, preparatissime, capacissime, e poi un mondo di sprovveduti, inermi, che fanno la fila alla cassa e gli riempiono il carrello se hanno un po' di soldi. Insomma. Ecco, questo è il rischio che dobbiamo evitare. Cioè, il compito della scuola è dare pensiero a tutti. Senti, c'è un'altra questione, non ne abbiamo parlato prima, ma adesso mi veniva in mente. Una difficoltà che forse noi come insegnanti abbiamo, cioè quella di essere, credo che l'età media dei docenti italiani sia, la percentuale degli ultra cinquantenni sia altissima, forse la maggioranza. Sì, è vero, è vero. E di fronte invece appunto a questa fascia anagrafica, prendiamo gli allievi nostri delle superiori, che appunto è perennemente tra i 14 e i 17 anni. Quanto riusciamo noi come insegnanti, proponendo elementi di cultura umanistica, quindi facendo parlare autori del passato, persone del passato, no? Che hanno espresso sentimenti, che hanno vissuto sentimenti, riuscire a far entrare con questi ragazzi di oggi? Cioè, voglio dire, il discorso che facevamo prima, insomma, un Carducci se vuoi, ma magari abbiamo più facile, un Leopardi, come riusciamo? Cioè, dobbiamo rinunciare a questo punto alla cultura umanistica o abbiamo questa responsabilità? No, io penso appunto, poi quando uno parla di cultura umanistica, appunto parla di secoli e secoli, cioè, molto il problema di base, il primo problema per noi sta nei linguaggi, no? Voglio dire, quella dovizia di linguaggio, quell'abbondanza, quelle sfumature, no? Cioè, io so che quando leggo, poi adesso magari anch'io
la mente mi si è un po' persa, però voglio dire, capisco la sfumatura, proprio mi rendo conto in classe che se dobbiamo leggere un racconto, se io dico leggetelo, leggilo tu, non ne viene fuori niente. È una sofferenza, cioè sono delle parole una dietro l'altra come dei piccoli cadaveri sul fiume che galleggiano. Allora riprendo il libro io e glielo leggo e quello c'ha una voce, quello c'ha un'altra voce, certe parole hanno un suono e quelle hanno un colore e li devi rallentare, ma non è perché fai l'istrione, perché sta lì nel testo, è chiaro, ma loro non lo vedono questo, un problema linguistico terribile. Allora cosa dice un altro problema di fondo? Wittgenstein cosa dice? Che il nostro orizzonte linguistico corrisponde al nostro orizzonte di conoscenza del mondo. Cioè se tu veramente riduci il tuo patrimonio linguistico a una miseria di 4 parole, il tuo mondo sarà più piccolo, il tuo mondo interiore, il tuo mondo del pensiero. D'altronde come si crea questo patrimonio? Come si crea l'esprit de finesse rispetto alla letteratura? Leggendo, c'è poco da fare, cioè, non è io posso andare in classe e dire guardate Leopardi proprio è fighissimo, e vabbè, però se poi un'ora a settimana, 2 ore a settimana, e quella è un'abitudine che ho l'impressione che si è andata perdendo, insomma, come si è andata perdendo proprio quell'idea quasi del raccoglimento, no? Questo è un mondo, tutto il nostro mondo, ma nei ragazzi è molto evidente che se la gioca molto sulla superficie, insomma, no? Cioè voglio dire, occhiali da sole, il tatuaggio, il piercing, cioè, i miei ragazzi a scuola maschi si tagliano i capelli 4 volte al mese, no? Com'è possibile? Io non mi ricordo come erano i capelli, io sono sempre stato spettinato, no? C'hanno una preoccupazione, ma anche mia figlia l'altro giorno diceva ma quella mica mia, ma c'ha delle scarpe bruttissime, dico ma Linda, ma che te frega delle scarpe, ma è una ragazzina simpatica, cioè, per loro questo elemento della vetrina, no? Come si dice sempre, essere, apparire, cioè, è fondamentale, roba che è quello, come dire, è tutto sbilanciato in quella direzione, mentre nella nostra generazione io non mi ricordo manco che vestiti c'avevo. Che c'avevo? Non mi ricordo, una camicia, un paio di pantaloni, non me lo ricordo, nessuno, io mi ricordo, adesso non voglio fare il discorso prima era meglio, però per dire le differenze, quelli che si compravano la Lacoste perché gli aveva regalato lo zio che giocava a tennis, si scucivano il coccodrillino, con le forbicette, perché avete lo stemmino, era un po' da poracci, no, non deve esserci nulla che ti segnava da fuori. No, deve essere tutto un po', deve essere un po' te, c'era anche un po' all'epoca i ragazzi volevano essere un po' grandi, no? C'era una presunzione. Invece adesso certo vedere come tutto è dentro, insomma, tutto viene giocato su questo livello della superficie spaventa un po', come se si fosse perduta quella vita interiore anche, no? Ma questo ripeto, vale per tutto l'Occidente, no? Insomma, le cose poi accadono perché tu le hai pensate, le hai sentite, le hai sofferte. Invece questa terribile velocità e questa superficialità temo che sia appunto qualcosa che fa slittare le cose fuori dal campo rapidamente. Senti, ovviamente, come dicevo all'inizio, la tua attività professionale va di pari passo con la tua espressione di scrittore. Prima dicevi, se non fossi stato un insegnante non avrei avuto la possibilità di scrivere. Adesso proprio è uscito un libro da un paio di mesi che si chiama Paolina, non so come mai sta qui, non ce l'ho messo io, ma insomma è questo. È una trappola attesa. Sì, io scrivo sempre questi libri di 100 pagine che hanno un po' a che fare con l'idea dell'archetipo, della fiamma, per cui sono anche brevi, cioè appunto i miei riferimenti sono un po' questi, alla parabola, Andersen, Grimm, Jung, insomma c'è quel mondo in cui si cerca di arrivare al centro di una questione. E Paolina, questa protagonista di questo libro, ha 15 anni, quindi voglio dire, evidentemente questi ragazzi continuano a dare molto. È una ragazza che scopre di essere incinta e c'ha un giorno per decidere che fare, se tenere questo bambino o meno. Va con una zingarella che ha incontrato in metropolitana al cimitero, rubano dei fiori, perché la zingara vive di questo, e lei si fa regalare 3 rose e va dai 3 ragazzi con cui ha avuto una storia per parlarci, regalare ognuno dei loro rose, per capire poi cosa fare. Non vi dico come funziona, un po' insomma c'è un finale un po' particolare,
Però per dire cosa, che poi questo mondo di questi ragazzi così smarriti anche, no? Mi sembra che in qualche modo, nonostante tutto, rispetto a quando vedo in televisione quelli che parlano, quell'aria così sicura, no? Dice, cioè, se io faccio lo scrittore, se ho fatto lo scrittore, non è perché io sono uno che ne sa più degli altri, ho fatto lo scrittore perché ne sapevo meno degli altri, perché a 16-17 anni mi sentivo più disadattato, e questo però in qualche modo ha protetto anche una sensibilità, forse Allora io questi ragazzi, nonostante quello che abbiamo detto adesso, insomma i 1000 problemi, però io ancora percepisco in loro questa meravigliosa sensibilità che invece negli adulti spesso non vedo, insomma, no? Questa, come dire, anche il mondo adulto quanto si è irrigidito, quanto si è dato un tono, una posa, quanti meno, quando eravamo ragazzini, quanti matti in più c'erano, quanta gente strana, quante persone originali, invece adesso tutti sono preoccupati di sbagliare una mossa, no? Come se fossero subito giudicati. Invece nel mondo dei ragazzi, nonostante tutto, c'è ancora quella vitalità, anche quell'ingenuità, anche, insomma quella grazia, ecco, c'è ancora una grazia, quella cosa fondamentale che poi è il centro dell'esistenza, insomma, uno deve preservare quella grazia dentro di sé, quella trasparenza, ecco, che a volte appunto mi dispiace, a volte scrivo delle cose un po' che sembra contro il mondo dei ragazzi, ma non è questo, è contro un meccanismo che tende a strangolare quella grazia, insomma, che è il centro di tutto, no? Mi ricordo sempre una frase di Robert Balzer, scrittore appunto qui mitteleuropeo, che diceva: quando si è adolescenti non bisogna avere paura di essere a lungo degli zero, no? Ecco, anch'io quanto mi sono sentito uno zero per tanti anni, forse sempre nella vita, ma questo, uno zero, è come un oblò, dal quale, se tu invece subito ti senti, per questo mi dispiace quando vedo il ragazzino di 15 anni con il tatuaggio, il cappelletto, la tuta dell'Adidas, già dentro, gli hanno dato già il kit, no? E quindi gli hanno già rubato tutto quello che sconfitto lì. E non bisogna avere paura di essere degli zero, che vuol dire semplicemente di osservare, mettersi in gioco, non avere fretta di dire la propria, insomma, no? Anche perché in quella condizione apparentemente che non muta, sta maturando, potrebbe maturare qualche cosa nella prospettiva. Ma certo, no? Io questa è un'esperienza, non so se l'hai fatta anche tu, ma anche una, come dire, esperienza empirica, ma della quale ormai sono abbastanza sicuro. Cioè, gli studenti il primo anno non capiscono niente, il secondo anno non capiscono niente, il terzo anno non capiscono niente, il quarto anno non capiscono niente. Quinto anno, a Natale, non capisco niente. Tra marzo e aprile e primavera, cioè 5 anni di chiacchiere, delusioni, amarezze, improvvisamente quei 3-4 mesi che vanno da lì fino alle 6 maturità, cioè proprio forse anche una maturazione fisiologica, psicofisica, improvvisamente vedi che capiscono qual è il problema, qual è il tema, qual è la questione. Per cui non bisogna disperare, insomma, che poi no, uno è come i semi che uno sparge, no? Qualcuno come dice il Vangelo, qualcuno vanno gli uccelli, qualcuno vanno sulle rocce, però molti invece attecchiscono, insomma. Qualcosa nasce, insomma. Qualcosa nasce, cioè, certe volte dici, mi capita ancora a distanza di anni, ma insomma succede a tanti di voi, insomma, a Roma è più difficile perché siamo milioni, però senti una voce che dice: professore, no? Che volte manco ti ricordi come si chiama, chi era, ma è successo tante volte, però appunto ormai donne di 40 anni, 35 con ragazzini, insomma, poi mi sono iscritta a un corso di teatro, poi dopo ho visto tutti i film di Kubrick, cose incredibili, ho scritto un libro di poesie, cose magari anche dilettantesche, però ecco, non bisogna disperare, bisogna preoccuparsi se però appunto tutto il nostro mondo ci riduce in quella condizione, sia loro, perché io pure rispetto a 20 anni fa leggo di meno, vado meno al cinema, mi dispiace, perché magari guardo di più cose stupide, insomma, ecco, il rischio dell'Occidente è che muoia per inebetimento. Per pigrizia culturale, una sorta di come i romani col grappolo sul trichino, a un certo punto è finita, no? Non c'è più curiosità, non c'è più
spinta vitale. Si chiude un ciclo. Si chiude un ciclo, appunto quello diciamo prima quando dice ma dove sono finiti gli Etruschi, gli Ittiti, i Fenici, cioè tutte le cose finiscono perché sei lì sazio, stanco, sdraiato. Allora quando vedo questi segnali mi preoccupo perché io invece mi sento ancora la corda che vibra, insomma. Beh, ma probabilmente questa tua condizione è quella che fa sì che l'attività, la tua professione non ti pesi, cioè è la passione, io credo che sia una delle opportunità che noi abbiamo per resistere anche se vogliamo. No, perché appunto non mi pesa anche perché ripeto, da un lato certo magari le solite, uno ha fatto la solita lezione 500 volte nella vita, però è vero che la scuola è un luogo, non è appunto il luogo in cui tu fai la tua performance e poi te ne vai, insomma, è un luogo, è forse uno dei pochi luoghi di lavoro del mondo in cui tu dai una cosa e loro ti danno una cosa a te, insomma, cioè è un luogo di scambio perenne, no? Senti proprio il sistema arterioso e venoso in movimento, insomma, c'è una dimensione di veramente di rapporti umani basati poi su delle cose bellissime, no? Perché uno legge insieme Leopardi, Ariosto, Dante, studia le guerre o le paci, insomma, in fondo è una forma di confronto, anche tutto sbagliato, sbilenco, con pochi risultati, ma su grandi temi. E questi ragazzi comunque si esprimono su questo, no? Ti dicono il loro punto di vista. E quindi quale altro lavoro? Se vai in un ufficio questo non accade forse, no? Adesso non voglio giudicare, tutti i lavori sono belli, però io quando arrivo la mattina a scuola vedo questi ragazzi fuori con sta Vespa, ogni giorno sta stessa gag, faccio finta di investirli con la Vespa, sono solite sciocchezze, però poi c'è una specie di teatro che appunto non è un film che si ripete sempre uguale, è un teatro che apparentemente è la stessa uguale, ma tutte le sere, tutti i giorni c'è una messa in scena diversa. Senti, legherei ancora un attimo l'aspetto dell'essere insegnante e l'aspetto dell'essere uno scrittore. Da scrittore a quale autore non rinunceresti? E poi ti chiedo ovviamente da insegnante. No, vabbè. Queste sono quelle classiche domande odiose. No, ci sono delle cose, adesso poi io penso questo, no? A un certo punto l'altro giorno leggevo, devo fare una lezione in una scuola di scrittura, mi hanno chiesto dei racconti, allora leggevo quali sono i racconti che mi sono piaciuti della vita, allora c'è il Monaco Nero di Cieco, però anche le devi richiuduto. Ma che succede? Ma forse manca. Ha una vitalità incredibile, proprio a dimostrazione. Cioè nel senso uno può leggere appunto cose molto, molto surreali o molto realistiche, però ho l'impressione che ognuno parte da un punto del centro, l'importante è arrivare al centro, no? Insomma, per cui per me come scrittore sicuramente si incrociano due aspetti, uno è quello esistenzialista, cioè, non c'è dubbio, cioè nel senso chi sono, che sto a fare qui, c'è le domande leopardiane, quelle proprio di base, no? Che senso ha tutto questo? Per cui, e l'altro è l'elemento un po', forse un po' surreale, magico, sognante, forse spirituale, forse sacro anche, cioè degli elementi di quasi, come dire, non sono niente, no? Quando Ungaretti dice sono felice quando mi sento docile fibra dell'universo, no? Ecco, recuperare quell'unità del tutto, no? Questa è la grande, per cui per esempio oggi noi viviamo dei tempi nel mondo dell'arte, diciamo così, di spiccato neorealismo, insomma, no? Cioè, non è per te. Da Gomorra, Suburra, sì, no. il motorino davanti alle periferie, con i palazzoni, siamo di nuovo in quella cosa lì. Invece io penso che l'arte possa fare di più, possa entrare veramente nella profonda delle coscienze, appunto, e darti, e riunificare ciò che apparentemente è sbriciolato, è sparpagliato, insomma, la bellezza di un verso, una rima, dei colori, cioè tutto tende a quella reductio ad unum, come dicono la scolastica, no? Cioè tutto la vita è frantumata, o le corrispondenze di Baudelaire, no? Tutto è diverso, siamo nel molteplice, ma dietro il molteplice c'è qualcosa che converge, no? Tra noi e il mondo, e questa è un'idea quasi mistica, insomma, per cui ecco, per cui da un lato l'elemento esistenziale, dall'altro forse una componente, ripeto, quasi religiosa, sacra, mistica,
che mi viene un po' da tante cose. Ecco. E come insegnante, quindi questo come si traduce? Sì. Cioè privilegi qualche lettura, sì, come stando sì, le caratteristiche esempio, della scuola? Sì, per esempio loro uno magari con loro funziona meglio i racconti di Maupassant o quelli di Vega, cioè loro sono appunto la generazione, loro sono in questo momento dentro il realismo, insomma, no? Le cose troppo altre le vivono con sospetto, insomma, questo è un momento in cui temi, il sesso, i soldi, la società, cioè, siamo dentro a questioni molto immediate, insomma, praticamente. Poi certo Dante è sempre straordinario, però appunto tutto quel mondo di piccole sfumature, di trasalimenti, di slittamenti che a Petrarca loro non gli frega niente. Dei racconti di Boccaccio invece sì, qualche racconto se non li sceglie bene, però devi leggerli tu, perché se no non capisco niente. Insomma, però voglio dire, il guaio è che la letteratura si arriva poco. Io mi ricordo appunto che il mio insegnante di lettere a 16 anni mi fece leggere Beckett, no? Finale di partita, Godot, cioè, e gli dissi ma cioè, è possibile che esista una roba così, no? Cioè, questo anche un insegnante forse deve ogni tanto osare, provare, non confermargli il fatto che ci sono le periferie, gli spacciatori, gli immigrati, la disoccupazione, il precariato, queste sono cose in cui siamo in mezzo tutti i giorni, ci lottiamo e va bene, però che c'è uno che ha scritto finale di partita o aspettando Godot, insomma voglio dire che veramente l'arte non è che debba essere come metto in bella ciò che ho già davanti, è un'altra cosa, è un altro modo di è qualcosa che si avvicina veramente all'incanto, alla preghiera, è come aprire una finestra in un muro, insomma, da lì vedi altre cose e quando torni dentro casa anche quella casa ha preso più luce, insomma, ti porti qualcosa dentro. Porta qualcosa dentro, ecco. Però ripeto, io sono completamente démodé come scrittore perché adesso mi ricordo appunto lì una volta a Repubblica parlavano due redattori del Pagina Culturale di un libro, cioè se recensirlo o no, la domanda che uno faceva all'altra era questa, ma è notiziabile? Notiziabile vuol dire dentro c'è un titolo cui possiamo dire precariato, immigrazione, droga, c'è una notizia? Lui una volta mi dice ma di che parlano? Io dico, ma della vita, io dico, cioè, non c'è nessuna notizia se non quella specie di sgomento, di speranza. Certo che pensando alla tua opera prima, che so, poi la mia opera prima, ma certamente quella che ti ha aperto la strada, fine di un millennio ha una dimensione quasi profetica per molti aspetti. E tra l'altro avevi 25 anni, non eri però sbagliato, nel senso che erano diversi. Poi diciamo anche lì per fortuna uno cambia, adesso poi non è che voglio annoiare la mia carriera letteraria, però adesso scrivo cose forse più lievi, invece lì insomma quando uno è giovane sente tutta la gravità, insomma dentro ci stava Viaggio del termine della notte, Dostoevskij, un sacco di cose che avevo letto, le mie tormenti interiori, una specie di valanga, di frana. Però era anche vero appunto che era una generazione quella, che poi si è persa in mille modi, insomma, che si prendeva molto sul serio. Ed era giovane. Cioè bisognava sfidare la complessità, no? Bisognava dimostrare a 25 anni, ma non è che l'ho fatto con quell'intenzione, però volevo fare una cosa grande, subito una cosa importante, misurarmi appunto con l'Himalaya e K2, non con il Monte Sorate, insomma, capito? E quindi è così, adesso è cambiato, questa idea poi appunto c'è una frase di Brancusi molto bella che dice che la semplicità è una complessità risolta, cioè poi alla fine nella vita capisci devi cercare di essere semplice, no? Come è semplice una Madonna di Raffaello, una sonata di Mozart, una canzone dei Beatles, però sono complessità risolte. Cioè, l'arte, è chiaro che Raffaello sapeva tutto dei neoplatonici, non so di quello di tutta la filosofia, della prospettiva, della matematica, però poi alla fine una Madonna con un bambino in braccio, insomma, no?
Quindi alla fine l'arte deve avere quella immediatezza, no? Che, mi colpiva Kierkegaard che diceva che nell'immediatezza c'è qualche cosa di divino, no? Ecco, quindi a volte quelli giovani negli anni 70 invece si sono dati un po' la zappa sui piedi perché alla fine si sono ingarbugliati troppo, insomma. Invece poi nell'arte devi essere in grado di arrivare a quella immediatezza che ci arriva al cuore, insomma. E se vogliamo è anche un aspetto che riguarda la professione dell'insegnante. Certo, può diventare semplice nel momento in cui si riesce a parlare ai sì. cuori dei ragazzi. No, certo, oggi naturalmente l'insegnante sta dietro la cattedra, musone, che fa dei discorsi complessi, un po' devi capire con chi stai parlando, insomma, cioè è inutile fare... Poi non è che io abbasso il tono delle mie lezioni, però cerco di coinvolgerli, di farmi sentire che quello che dico, insomma, ci riguarda. Certo, insomma, è chiaro, è inutile fingere che il gap generazionale che c'è tra il mondo dei ragazzi di oggi e noi adulti è immenso, come forse, cioè io con mio padre era uno che aveva fondato il Movimento Sociale Italiano, no? E io ho a casa sempre Almirante, Borghese, Principe, e io a un certo punto da ragazzo anarcoide così litigavo con mio padre, no? Che peraltro era una brava persona, insomma, un uomo onesto, erano spesso questi fascisti, però insomma, te li puoi immaginare. Però era come l'immagine è questa, è come se noi avessimo il campo di bocce, io avevo le bocce rosse, lui aveva le bocce nere, ma poi il gioco era quello, il campo era quello, le bocce erano quelle. Oggi tra noi ragazzi non c'è proprio spesso un linguaggio comune, uno deve cercare di inventarselo, di trovarlo, di venirgli incontro, però loro non hanno nemmeno voglia di litigare, no? Non è che loro come io con mio padre o con gli adulti litigavo, perché volevo affermare le mie ragioni, non c'è più nemmeno il campo di scontro, proprio ti ignorano, ti evitano, cioè rappresenti, è come litigare con un vaso etrusco, capito? È come litigare con un femore di un morto, non c'ha senso. Per questo anch'io con i miei figli certe volte cerco proprio vedo che slittano, glisson, no? Insomma è così. Perché tu rappresenti tutta quella roba, appunto, diciamo quella della crisi della cultura umanistica, da Eraclito a Bob Dylan, che non gliene frega più niente allora. Poco. L'abbiamo persa. Però insomma voglio dire, però noi siamo qui come si dice a Roma, siamo sul pezzo, insistiamo insomma forse un po' come quegli alambicchi, insomma non è che proprio ci sono litri e litri che si scambiano, forse gocce, però lo scambio continua a essere. Qualche cosa passa, no? Questo sistema arterioso venoso.